Notte di scorribande tra Nervesa della Battaglia e Paese, tabaccherie, abitazioni nel mirino, anche con i proprietari in casa. L'auto di una famiglia rubata dal cortile è stata usata per i colpi. Un falso incidente, la richiesta di un risarcimento immediato, la prontezza della vittima che con una scusa riesce ad allertare i carabinieri e filma tutto con una telecamera sul furgone a Castelfranco, denunciato truffatore. Fa discutere a Ponzano l'idea del comune di vendere alle famiglie rom che ora ci abitano le case costruite abusivamente e sequestrate per l'amministrazione. L'unico modo per risolvere l'annoso problema di via Stradone. 28enne di Jesolo in gravi condizioni dopo l'incidente nel pomeriggio a Casale, alla guida di una Smart è stato tamponato da un camion. Casugana pronta a candidare Treviso a città patrimonio UNESCO, l'annuncio del sindaco Conte alla presentazione della riqualificazione delle mura storiche. Flavio Tosi chiude l'era di Fabio Chies alla guida di Forza Italia. Il partito è stato commissariato e affidato fino al congresso di inizio 2027 al sindaco di San Zenone Fabio Marin. Siccità, zona rossa per il bacino del Marzenego che attraversa la Marca, stop ai prelievi di acqua per gli agricoltori e per i cittadini. Divieto temporaneo di balneazione e navigazione nel lago di Santa Croce a causa dell'invasione di alghe proliferate per il livello basso dell'acqua prelevata per irrigare la pianura. C'è un'economia che non conosce crisi, è quella del Prosecco, unico vino al mondo ad avere costanti percentuali di crescita, 4 miliardi di fatturato nel 2025 in Veneto, la metà nella Marca delle bollicine. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Dunque la cronaca in apertura di questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali con la notte di scorribande che si è registrata tra Nervesa della Battaglia e Paese. Nel mirino sono finite case e 2 tabaccherie, rubata merce per oltre 30.000 euro e dal cortile di un'abitazione privata è stata prelevata anche una Mercedes che poi è stata utilizzata per i colpi. Io e mio marito eravamo appena andati a letto, è arrivato mio figlio verso mezzanotte e mezza che era fuori con degli amici, è entrato in camera e dice ma voi siete qui, ma la macchina dov'è? Pensava inizialmente a una battuta Cristina Zilli e invece in pochi secondi l'amara realtà ha preso il sopravvento, è bastato visionare le immagini della videosorveglianza. Abbiamo visto queste 2 persone che spingevano a motore spento la macchina e sicuramente uno all'interno che la guidava e l'accompagnava verso la strada principale. Il SUV Mercedes, l'auto di famiglia, si trovava parcheggiato sotto una tettoia nel cortile di casa, raggiungibile da una stradina privata laterale di via Lasigno. Con ogni probabilità il mezzo è stato poi usato per colpire altrove, quasi sicuramente nella vicina tabaccheria di Nervesa in via Mancino, dove sono sparite 250 stecche di sigarette e marche da bollo. Copione analogo alla tabaccheria di Paese in via d'Alessi, dove è stato rubato anche il fondo cassa, ma furti compiuti e tentati non si contano, soprattutto a Nervesa, spesso con i proprietari in casa e già a partire dalla tarda serata, prima quindi del furto della Mercedes. Sono riusciti ad entrare in casa nonostante il cane da guardia non abbiamo sentito nulla e la sorpresa l'abbiamo avuta quando siamo saliti al piano di sopra. Tutto aperto, tutto rovesciato a terra, hanno aperto tutti gli armadi, hanno spostato il letto. Guardiamo il lato positivo, non ci siamo fatti male, non siamo stati aggrediti, non hanno fatto tanti danni, è stata una questione più morale. Se ve li foste trovati davanti? Allora, penso che la rabbia sarebbe stata tanta e forse la reazione sarebbe quella di avergli corso dietro, però effettivamente poi a mente fredda pensi e poi cosa succede se questi sono armati? Sistemi di allarme in funzione e latrati di cani anche lungo via Diaz, con l'allerta scattata pure nelle chat di controllo del vicinato, strumento che per il sindaco deve rimanere un punto di riferimento. Dobbiamo chiaramente chiamare chi può supportarci in questo, quindi non facciamo gli eroi perché a volte può essere pericoloso e rischioso. Cerchiamo di supportarci tra vicini. Rete comunque da potenziare, con il comune che ha stanziato 140.000 euro per la videosorveglianza pubblica, ma l'auspicio generale è quello di sempre. Che finalmente le persone che commettono dei reati vengano anche giustamente punite. Sono già stati parecchie volte. Anche da lei? Sì, anche da me. Io ho trovato la rifurtiva, l'ho trovata in caserma l'anno scorso. Con la paura si vive, perché anche li mettono dentro oggi e domani sono di nuovo in strada.
Un falso incidente, la richiesta di un risarcimento immediato e la prontezza della vittima che con una scusa riesce ad allertare i carabinieri e filma tutto con una telecamera sul furgone. A Castelfranco è stato denunciato un truffatore, forse seriale. Mi sono trovato con un signore a bordo di una bicicletta che mi chiedeva se stavo attento mentre facevo la manovra, accusandomi di essergli andato addosso e di avergli rovinato la ruota anteriore della bicicletta e chiedendomi un risarcimento danni. Ha creduto per qualche istante di aver urtato un ciclista con il suo furgone, ma anziché consegnare il denaro richiesto è riuscito a mantenere la calma e a chiamare i carabinieri. Vittima del tentativo di raggiro è Alessandro Battistuzzi, 23 anni, tecnico manutentore che si trovava a Castelfranco Veneto per lavoro. Il truffatore lo ha avvicinato nel parcheggio vicino alla stazione ferroviaria, sostenendo di essere stato urtato dal suo furgone. Prima ha chiesto un risarcimento per la bicicletta danneggiata, poi ha aggiunto anche il telefonino rotto, a suo dire, nella caduta. Era arrivato a chiedere fino oltre 300 euro. Partendo da? Partendo da anche 110 euro e salendo. Gli ho chiesto addirittura se voleva un pagamento digitale, un bonifico, però lui mi ha detto di no perché aveva fretta. Alessandro ha finto di accettare, proponendo di raggiungere una banca per effettuare un prelievo. Una volta arrivato ha trovato il modo di contattare i carabinieri e a chiedere il loro intervento. Io sono andato dentro allo sportello dove sapevo che ero al sicuro e non poteva entrare qualcun altro, c'erano le telecamere di videosorveglianza. Ho chiamato il numero di emergenza 112 e mi hanno risposto subito, gli ho spiegato la situazione. Il truffatore è stato portato in caserma, dove Alessandro Battistuzzi ha sporto denuncia a querela, consegnando ai carabinieri anche i filmati registrati dalla telecamera installata sul suo furgone. Le indagini avviate dai militari di Castelfranco Veneto, anche grazie alle numerose segnalazioni raccolte nelle ultime settimane, hanno portato all'identificazione di un 54enne del posto, ritenuto responsabile di una serie di analoghi episodi avvenuti nella Castellana. È una tecnica nuova, ecco, mi sento di ribadire per l'ennesima volta che non bisogna consegnare il denaro in strada. Dopo la denuncia, l'appello dello stesso Alessandro. Io vorrei lanciare un appello ai telespettatori di Antena 3, se è successo già a qualcun altro, rivolgetevi pure alla stazione dei carabinieri qui di Castelfranco Veneto e non abbiate paura e chiamateli. E fa discutere a Ponzano Veneto l'idea del comune di vendere alle famiglie rom che ora ci abitano le case costruite abusivamente e sequestrate. Per l'amministrazione comunale è l'unico modo per risolvere l'annoso problema di via Stradone. L'intenzione dell'amministrazione è quella di valutare questi immobili che sono sicuramente svalutati nel tempo e di metterli in vendita con asta pubblica che chiaramente immagino e speriamo sarà dedicata agli inquilini. Rivendere alle famiglie rom che attualmente ci abitano gli immobili costruiti abusivamente nell'area di via Stradone a Ponzano è la via che il comune vuole percorrere per risolvere una questione che si trascina dagli anni 90, quando alcune famiglie rom si insediarono in un terreno donato da un privato e del quale diventarono quindi legittime proprietarie. Nel tempo però sul terreno sono state edificate abusivamente delle abitazioni. Le ordinanze di abbattimento dell'epoca non portarono a nulla, così l'area, compresi gli immobili, venne confiscata diventando proprietà del comune. Un primo tentativo di venderla all'asta è fallito. Ora il comune spera di riuscire a trovare un compromesso legale con le famiglie che attualmente occupano le case, anche perché demolire le abitazioni comporterebbe problemi sociali ancora più grandi. Demolire una costruzione comporta il fatto di trovare le soluzioni anche di chi vi abita, specie per i minori e per i genitori, in primo luogo le madri, quindi diventerebbe un problema sociale, considerando anche il numero elevato dei residenti, diventerebbe un problema seriamente non sopportabile da un ente come il Comune Ponzano Veneto. C'è da dire, sottolinea il sindaco, che le famiglie non hanno mai creato problemi in zona. Queste famiglie mai a Ponzano Veneto hanno creato problemi, poi se succedono delle cose al di fuori del nostro territorio o per motivi legati a queste famiglie, in realtà noi non abbiamo avuto evidenza, probabilmente anche si comportano bene, almeno con noi, sapendo che con noi devono trattare.
C'è un 28enne di Jesolo in gravi condizioni dopo l'incidente che si è registrato nel pomeriggio a Casale sul Sile. Alla guida di una Smart è stato violentemente tamponato da un camion. Grave incidente nel pomeriggio a Lughignano di Casale sul Sile. Erano circa le 15:30 quando lungo via Nuova Trevigiana, all'incrocio con via Torre, una Smart è stata violentemente tamponata da un camion. L'impatto è stato così violento da scaraventare l'auto fuori dalla carreggiata, con il conducente, un 28enne di Jesolo, rimasto incastrato tra le lamiere ed ora ricoverato in gravi condizioni in prognosi riservata all'ospedale Cafoncello. Per liberarlo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Treviso, mentre il personale del SUEM 118 con automedica e ambulanza ha prestato le prime cure sul posto. Sul luogo sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Casale sul Sile che stanno ricostruendo l'esatta dinamica dello schianto e accertando le eventuali responsabilità. L'unica cosa visibile, anche ad occhio nudo, è la striscia della tentata frenata da parte del camionista, un 32enne rumeno di Meolo rimasto illeso. Una decina di metri che però non sono bastati ad evitare l'impatto. Proprio davanti al luogo dell'incidente c'è comunque una videocamera di sorveglianza che certamente aiuterà a fare luce sulle responsabilità. Pesanti le ripercussioni sul traffico con lunghe code in entrambe le direzioni lungo via Nuova Trevigiana. Un altro grave incidente questa mattina, poco prima delle 7, lungo l'autostrada 4 nel tratto tra San Stino di Livenza e Cessalto in direzione Venezia. Un camion ha tamponato una bisarca, grave il conducente dell'autoarticolato portato in ospedale. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, l'elisoccorso del SUEM 118, i vigili del fuoco di San Donà, di Piave, Motta di Livenza e il personale di Autostrade Alto Adriatico. Inevitabili i disagi alla circolazione. Aveva dato fuoco alla casa a Treviso dopo aver litigato con l'ex fidanzata, infatti lo ricorderete nel fine settimana. Il 55enne si è difeso davanti al GIP, ha detto che non lo voleva fare. Mi dispiace, non volevo farlo, lo ha detto durante l'interrogatorio di garanzia il 55enne che sabato scorso, dopo un litigio con la ex, ha dato fuoco alla casa in cui abitavano. L'uomo è indagato per incendio doloso e lesioni. Alla donna, 47 anni, avrebbe assestato secondo l'accusa uno schiaffo nel corso della violenta discussione. Assistito dall'avvocato Marta Camarotto, il 55enne ha ammesso di aver perso il controllo e ha detto di essersi pentito del gesto. Ha spiegato di aver tentato di spegnere le fiamme che avevano subito avvolto la stanza e di aver aiutato l'ex compagna ad uscire dalla casa. Avevamo bevuto parecchio, ha dichiarato al giudice, una versione che sarebbe stata confermata anche dal racconto di alcuni testimoni. Al termine dell'interrogatorio il giudice si è riservato di decidere sulla misura cautelare richiesta dalla procura, che ha proposto nei suoi confronti l'obbligo di firma. La difesa starebbe inoltre valutando la possibilità di chiedere il procedimento con un patteggiamento. Il rogo era scoppiato in via Castaldo, dietro alla stazione ferroviaria di Treviso. La lunga colonna di fumo era visibile a distanza. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la coppia aveva litigato. Al culmine della discussione, il 55enne avrebbe versato un liquido accelerante sul materasso della camera da letto e poi avrebbe appiccato il fuoco. Ad aiutare la coppia ed il loro cane erano stati due ragazzi che abitano nell'appartamento accanto e che si erano precipitati per aiutarli ad uscire dalla casa. La donna era stata accompagnata in ospedale per accertamenti e dimessa nel corso della stessa serata. L'appartamento è andato praticamente distrutto, ma fortunatamente le altre abitazioni, pur con qualche danno, non sono state intaccate dal rogo. Veniamo ai temi dell'attualità. C'è un importante annuncio perché durante la presentazione della riqualificazione delle mura a Treviso il Comune, il Sindaco ha annunciato che candiderà l'intera città storica di Treviso a patrimonio UNESCO. Pensando al sistema di difesa idraulico di Fragiocondo, al sistema di bastionato delle nostre mura e alle tante ricchezze storiche e culturali della nostra città, questo è il primo passo verso la candidatura della città di Treviso a patrimonio dell'UNESCO. Una candidatura che dopo quella bocciata di Capitale Italiana della Cultura si pone oggi traguardi più ambiziosi, anche se il processo sarà molto lungo. Questo intervento da 7 milioni di euro sono 4.000
metri quadri di intervento di restauro conservativo significa 1 chilometro di mura, è il primo passo perché completeremo poi tutto il giro delle mura, però è una giornata storica perché riconsegniamo alla città un quadrante delle nostre mura completamente riqualificato e pronto per volare in alto verso obiettivi ambiziosi come la candidatura a patrimonio dell'UNESCO. Dal sistema bastionato unico al mondo voluto da Fra Giocondo, che rese inespugnabile la città, al capolavoro di ingegneria idraulica che lo sottende, fino al ciclo di Sant'Orsola dipinto da Tommaso da Modena, autore anche del primo ritratto noto al mondo di un uomo con gli occhiali. Il cardinale Domenico Ugo di Provenza è raffigurato mentre legge un codice conservato a San Nicolò, ma c'è molto di più. Io sono felicissimo perché è da tempo che coltivo questa idea per la nostra città. La città ha le potenzialità per potersi candidare, ma soprattutto la città può diventare un modello di riferimento per alcune cose che riguardano proprio l'equilibrio tra l'uomo e il mondo che lo circonda, l'uomo e le acque, l'uomo e lo stare insieme con gli altri uomini, senza poi dimenticare mai che questa città è sempre stata in dialogo col proprio contado, e il contado vuol dire marca gioiosa et amorosa, non dimentichiamocelo mai. Ma veniamo all'intervento che è stato presentato questa mattina, un intervento da oltre 7 milioni di euro, ce lo spiega sempre Elena Dal Forno. Con l'idea di onorare la memoria di Giancarlo Gentilini, che tanto amava le mura, l'amministrazione ha concluso il più grande intervento di restauro del bastione dai tempi della loro costruzione nel Cinquecento. Abbiamo fatto il recupero della cortina muraria, il recupero delle zone golenali con i vialini, con la realizzazione di vialini con materiale impermeabile, abbiamo varato la passerella che conduce all'isola del Paradiso per una coesione sociale e una fruibilità migliore della collettività, abbiamo fatto le tracce a terra su 2 varchi a riproporre la continuità, l'immaginaria continuità delle mura lì dove una volta c'erano. Grazie a un investimento di quasi 7 milioni di euro finanziato dal PNRR, il tratto nord torna completamente fruibile e si trasforma in museo a cielo aperto, recuperati oltre 4.000 metri quadri di murature storiche e aperta la passerella che permette per la prima volta di raggiungere la penisola del Paradiso. Non si potrà per fortuna passare sul lato dove vivono le oche, ma basterà un semplice cartello a fermare i malintenzionati? Non ci sono panchine, perché questo è pensato come un tratto di scorrimento, ma basterà a tenere lontano la sporcizia di cui è capace l'umano? O a frenare atti vandalici contro gli animali? Non ci deve essere nessuna preoccupazione perché tutto è stato studiato per isolare giustamente gli animali che hanno anche il loro periodo di nidificazione. Penso che sia l'intervento, ma penso di non sbagliare molto, più a minor impatto ambientale possibile mai fatto e che ha mantenuto l'ecosistema di una zona bellissima di Treviso che potrà essere anche visitata. È chiaro, quando l'uomo entra in una zona naturale ha sempre un impatto, ma in questo caso penso sia stato fatto tutto, anzi sono sicuro, a regola d'arte. Se i bambini tirano i sassi alle oche bisognerebbe prendere per le orecchie anche i genitori che non li controllano, e comunque tutto può avvenire, ma noi non possiamo vivere nella paura che qualcosa possa avvenire, e io spero bene anche che visitando questo luogo anche i bambini capiscano la sacralità del fatto che bisogna mantenere gli animali nelle condizioni naturali il più possibile. Per ora non ci sono telecamere, ma è probabile che verranno installate. Le bici dovrebbero andare a mano, ma non c'è un cartello che lo comunica. Per il resto il luogo è un reale paradiso e queste turiste appena arrivate da Marsiglia, che lo scoprono per caso, ne sono già innamorate, mentre le famiglie con bambini non possono che apprezzare. Bello, secondo me è un'ottima idea. Mi piace molto, soprattutto per i bambini. Lei che è coinvolta in prima persona, cosa ha da dire? Siccità in Veneto, in particolare nella Marca trevigiana, zona rossa per il bacino del Marzenego. Si tratta del primo bacino che a causa della siccità entra nella zona rossa. In assenza di piogge la situazione potrebbe peggiorare, ha fatto sapere il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, obbligando ad un'estensione della zona rossa in altre aree. Dunque stop ai prelievi di acqua per gli agricoltori e per i cittadini nel bacino del Marzenego, che va da Resana fino alla Laguna di Venezia passando per Noale.
Questo per consentire il mantenimento della vita acquatica nei corsi d'acqua principali. Consigliamo quindi agli agricoltori e ai cittadini, affermano i tecnici del consorzio, di monitorare il nostro sito web e l'app per essere aggiornati su eventuali ulteriori modifiche. La crisi idrica in cui si trova oggi il territorio consortile è preoccupante e ormai, secondo il consorzio Acque Risorgive, si palesa lo spettro dell'estate 2022, la peggiore di sempre per l'acqua in Veneto, con l'unica nota positiva. Quella volta la crisi si verificò già a metà giugno, quando le colture avevano maggiore bisogno di acqua. Questa volta, essendo a fine luglio, ci si augura che i danni alle colture già cresciute siano minori. Intanto l'appello è quello di risparmiare acqua, una situazione difficile che si nota a Castelfranco Veneto, dove il fossato che circonda le mura medievali ha meno acqua a causa della diminuzione progressiva della portata del torrente Avenale che alimenta il Marzenego. Criticità anche verso Resana, situazione che rischia di diventare ancora più grave se dovesse perdurare questa condizione climatica. Di violenza giovanile parliamo praticamente ogni sera, di bulli di Maranza. A Pederobba arriva un nuovo regolamento contro gli atti vandalici. I soggetti che danneggiano i beni pubblici dovranno risarcire i danni oppure ripagarli con lavori di pubblica utilità. Abbiamo deciso di rispondere in maniera efficace a un fenomeno ormai sempre più diffuso, quello dei piccoli vandalismi messi in campo magari da giovani e minorenni. Una risposta concreta agli episodi di vandalismo che negli ultimi mesi hanno coinvolto anche Pederobba. Il Consiglio Comunale ha approvato all'unanimità il nuovo regolamento di polizia urbana con misure più severe per chi danneggia il patrimonio pubblico. La possiamo definire una legge anti-Maranza? Beh, è un'iniziativa che contrasta sia sotto il profilo sanzionatorio sia sotto il profilo dello strumento proprio questi fenomeni, i fenomeni dei cosiddetti Maranza, cioè di gruppi di minorenni, a volte maggiorenni, che svolgono queste attività illecite e che però devono essere ricondotti nell'alveo della comunità. Non solo sanzioni economiche, chi non risarcirà il danno potrà ripagarlo lavorando per la collettività, occupandosi della pulizia degli spazi pubblici, della manutenzione del verde o del ripristino di muri e arredi urbani. Per l'amministrazione l'obiettivo è chiaro: difendere il patrimonio di tutti, ma anche trasformare la sanzione in un percorso educativo, soprattutto quando a compiere questi gesti sono ragazzi e minorenni. Ci siamo dovuti confrontare spesse volte con danneggiamenti agli impianti sportivi, al verde pubblico che magari era stato appena realizzato. Sono fenomeni odiosi, pur magari non così importanti sotto il profilo economico, ma significativi sotto il profilo della sensibilità, e allora una comunità si misura anche da quanto è in grado di dare l'esempio, e questo strumento ci consentirà di dare l'esempio. Pubblicità, a fra poco. Di nuovo in diretta per la pagina politica, perché Flavio Tosi chiude l'era di Fabio Chiesa alla guida di Forza Italia. Il partito è stato commissariato e affidato fino al congresso di inizio 2027 al primo cittadino di San Zenone degli Ezzelini, Fabio Marin. Basta estremismi, dice Marin, ripartiamo dai territori. È una nomina che davvero accetto con tanta emozione, ma soprattutto senso di responsabilità, specie in questo periodo storico che stiamo vivendo anche per il nostro territorio, un periodo anche strano dal punto di vista politico, ma credo sia arrivato il momento di far risvegliare l'animo moderato, l'animo di quelle persone che vogliono una politica nel nostro territorio che si basi proprio su cose concrete, non su proclami e non su estremismi. Traccia già una prima rotta Fabio Marin nelle ore in cui il coordinatore regionale di Forza Italia Flavio Tosi lo dichiara ufficialmente commissario del partito per la Marca Trevigiana, archiviando di fatto la gestione del primo cittadino di Conegliano Fabio Chiesa, una decisione che era nell'aria, frutto di malumori interni e tensioni crescenti, soprattutto dopo le ultime delusioni elettorali come a Castelfranco. Fatti i ringraziamenti di rito nella nota diffusa nel primissimo pomeriggio, Tosi chiede a Chiesa di guidare le elezioni nella sua città il prossimo anno e anticipa ruoli di rilievo a livello regionale, senza specificare quali. Quanto
Quanto a Marin, dovrà traghettare Forza Italia al congresso previsto per inizio 2027, anno cruciale per i tanti comuni al voto, ma soprattutto per le politiche. Dobbiamo ricostruire, dobbiamo far sì che il nostro partito sia radicato in tutto il territorio provinciale, in tutti i comuni ci siano persone che vogliono portare avanti le nostre tematiche, i nostri valori e vogliono appunto ricostruire questa forza moderata, questa forza centrale del centrodestra che è Forza Italia, di cui in questo periodo ce n'è davvero bisogno. Convitato di pietra sembra il generale Vannacci, ma non solo, la questione è di forma e di sostanza. Il centrodestra parla alle imprese, parla alle persone, parla a quella che è la responsabilità, a quella che è anche il rispetto delle persone. In questo periodo purtroppo una certa parte, non logicamente tutta la parte del centrodestra, sta un po' esagerando. Noi dobbiamo riportare il dialogo sereno, riportare un dialogo politico vero, costruito sulle vere necessità delle persone e dei nostri territori. E intanto continuano a far discutere le parole pronunciate a Ring dal deputato trevigiano Gianangelo Boff, che ha auspicato i cecchini contro i manifestanti in Ottav, autori delle violenze in Val di Susa. Prende le distanze il collega di partito, il vannacciano Stefano Valdegamberi. In Futuro Nazionale intanto entra un altro trevigiano, Giampaolo Vallardi. Io poi rigetto l'uso ovviamente dei cecchini, credo sia stata una battuta, però rigetto altrettanto il fatto che qualcuno faccia le manifestazioni in quel modo lì. Quelli vanno non fermati in 3, vanno fermati tutti, messi in galera e devono pagare i costi e anche delle opere pubbliche in Italia, che è ora di finirla, che un manipolo di poche persone metta a soqquadro un paese. Tenta una manovra di emergenza il consigliere regionale vannacciano Stefano Valdegamberi dopo le frasi shock pronunciate a Ring dal collega di partito Gianangelo Boff, diventate un caso a livello nazionale, sullo sfondo gli scontri in Val di Susa. Nei paesi normali, gente come quella, con bombe che sono imbottite di chiodi, di bulloni, che possono uccidere i poliziotti, ci vogliono i cecchini che accompagnano i poliziotti, e chi si permette di tirare una bomba contro un poliziotto deve essere seccato sul posto. Quello è un terrorista. È chiaro che noi dobbiamo tutelare l'incolumità, poi arrivare a mettere i cecchini è un'altra cosa, certamente non sono lì per sparargli con i cecchini. Tra dichiarazioni battute, presi di distanza, Futuro Nazionale però cresce. Delle scorse ore l'approdo dell'ex senatore Giampaolo Vallardi, che sulle spalle ha 28 anni in Lega, 2 quelli più recenti in Forza Italia. Vallardi entra direttamente dalla porta d'ingresso nella costituente del partito come responsabile per l'agricoltura e l'ambiente. Già sindaco per 2 decenni, prima di Gorgo al Monticano e poi di Chiarano, nonché amministratore delegato dell'azienda pubblico-privata Savno, Vallardi dice di aver girato pagina rispetto al passato e parla di una piena sintonia con il generale e il suo progetto politico. La pagina economica, parliamo di Prosecco e di nuovi record. Il fatturato del Veneto, quindi Regione Veneto, è di oltre 4 miliardi di euro, di cui oltre 2 sono solo nella provincia di Treviso, che è il cuore pulsante della produzione di Prosecco. Sono i dati dell'istituto che fa capo al Ministero dell'Agricoltura e che confermano come il Prosecco sia un'isola felice in un mare di vino in tempesta. Un vero e proprio fenomeno mondiale, con la nostra regione in costante crescita rispetto ad altri stati o addirittura continenti. È vero che noi facciamo più vino dell'Australia? Quest'anno sì, 2025 sì. L'Australia si è fermata ai limiti dei 12 milioni, invece il Veneto l'ha superati. Se il Veneto fosse uno stato a sé stante sarebbe tra i primi 5 produttori al mondo, quest'anno addirittura il quinto. Un vero e proprio fenomeno, dicevamo, analizzato nel corso della serata formativa organizzata dalla CIA di Treviso al Cerletti Conegliano, dove tra le altre notizie una riguarda l'Europa e i consorzi di tutela. C'è stata una riforma delle indicazioni geografiche, una riforma di come devono essere riconosciuti e funzionali i consorzi, che acquisiscono un valore territoriale enorme perché difendono la reputazione di quei territori. Pensare che sullo stesso territorio ci sono 3 entità che rischiano di parlare un linguaggio diverso non è più condivisibile. Che il Prosecco sia davvero un caso da studi economici lo confermano anche le decisioni di altri stati e altre regioni che da sempre producono denominazioni importanti. I francesi fanno per il secondo anno consecutivo l'espianto e la distillazione perché hanno delle difficoltà con i loro vini. Erano i primi al mondo in valore, oggi piangono veramente tanto. La situazione è arrivata anche di riverbero in Italia. 6 regioni hanno già
discusso della volontà di arrivare ad estirpare quei vigneti che oggi non danno più una redditività per i produttori. Questo mentre il successo del Prosecco sta scatenando anche inevitabili invidie. Chiaramente di fronte alle situazioni che sappiamo nel mondo vino sicuramente la cosa in generale preoccupa. Per il momento noi però dobbiamo stare molto attenti a non commettere errori, di lavorare con serietà e impegno. Per questo è essenziale il dialogo costante tra consorzi, nella consapevolezza che se l'unione imposta di fatto dall'Europa sarà nel tempo inevitabile, altrettanto dovrà essere il riconoscimento al maggior costo di produzione delle colline rispetto alla pianura. Deve essere fatto in linea generale dalle autorità politiche, del mondo agricolo, dalla Comunità Economica Europea, l'UNESCO, non ultimo l'UNESCO dove abbiamo importanti contributi, sicuramente di poter valorizzare ancora di più quel territorio. Ma ci sono delle eccellenze anche in campo sanitario. Abbiamo un reparto che ha due grosse caratterizzazioni. La prima è l'oncologia del distretto cervico-facciale e la seconda è la chirurgia endoscopica dei seni paranasali e del basicranio. Tanto che siamo il primo reparto in Veneto come numero di interventi per la chirurgia endoscopica del basicranio, e anche per l'oncologia abbiamo gli stessi numeri per i pazienti trattati con i tumori del cavo orale. Un reparto di eccellenza, quello di otorinolaringoiatria del Caffoncello, che opera anche su pazienti fragilissimi. E abbiamo trattato anche pazienti piccolissimi, neonati, proprio con 2 o 3 giorni di vita per delle urgenze che sono tipiche in questi bambini quando si tratta delle atresie ecoanali, cioè un'ostruzione che impedisce il passaggio di aria dal naso alla faringe. In questi neonati piccolissimi è impossibile riuscire a deglutire se non si ricrea una comunicazione corretta tra il naso e la faringe, quindi siamo stati obbligati ad operare pazienti anche con un piccolissimi. Il più piccolo mi sembra ricordare che avesse 1,6 kg di peso, quindi interventi estremamente delicati. Un lavoro d'equipe condotto insieme a tutti gli specialisti dell'ospedale, e da un paio d'anni anche la chirurgia alla tiroide, prima eseguita ad Oderzo, è tornata a Treviso, ma è in questo periodo di caldo e ricoveri che il reparto è particolarmente sollecitato. Con il caldo abbiamo notato veramente un incremento importante di infezioni ed ascessi profondi del collo, e quindi giornalmente purtroppo dal pronto soccorso abbiamo un paio di ricoveri per queste problematiche che appunto saturano i nostri posti letto. La prevenzione parte ancora una volta dalle nostre abitudini. I nostri tumori di stretto testacollo sono fortemente legati al fumo di tabacco e al consumo di alcol, e poi c'è tutta invece una seconda parte in cui questi tumori sono strettamente, soprattutto quelli dell'orofaringe, HPV dipendenti, per cui per la prevenzione, soprattutto nei giovani, noi consigliamo assolutamente di fare a tutti il vaccino sull'HPV, che sicuramente negli anni prossimi diminuirà, speriamo, questo tipo di neoplasie. Andiamo adesso a Belluno. In primo piano il divieto di balneazione e navigazione nelle zone del lago di Santa Croce interessate dalla forte presenza di alghe affioranti, un problema serio che fa il paio con il livello dell'acqua prelevata per irrigare la pianura, ma il conto, come ci racconta Tiziana Bolognani con Stefano Bozzi, rischia di pagarlo il turismo. Questo tam-tam si è diffuso in maniera velocissima. Normalmente in questa stagione qui non c'era nessun spazio libero per poter mettere giù il kite, e guardate adesso è completamente vuoto. Io sono veramente in difficoltà perché avendo investito tanto in questo posto che mi dà tante soddisfazioni, e adesso che è il momento clou, il momento di partire a lavorare, ci siamo bloccati completamente. Adesso sono fermo, mi trasferirò da un'altra parte con quelle poche cose che riesco a trasportarmi in macchina. L'estate è nel pieno, ma il lago di Santa Croce ha già il volto di settembre. L'acqua si è ritirata di decine di metri, le spiagge si sono allargate, al posto dei riflessi del bosco in molti tratti compaiono distese
di alghe favorite dal caldo e dal livello sempre più basso. Non è un fenomeno inatteso, ma quest'anno è arrivato con largo anticipo. Il bacino ha già raggiunto quasi la quota minima prevista soltanto per metà settembre. Mancando acqua, i consorzi irrigui chiedono le loro competenze ad Enel, che quindi non è un fatto di produzione di energia elettrica, ma è proprio un prelievo di acqua che dopo va praticamente ad irrigare i campi. Quello che succede è che il lago adesso è a quota 381, quindi siamo già alla quota che di solito troviamo a settembre. Il motivo, lo spiega bene il sindaco Petterle, non è la produzione di energia elettrica. L'acqua viene rilasciata per alimentare i consorzi irrigui della pianura. Sono regole fissate da accordi che risalgono a quasi un secolo fa e che lasciano ben poco spazio di manovra. Una condizione che riguarda praticamente tutti i grandi laghi bellunesi, ma per quello di Santa Croce le conseguenze sono già evidenti. In alcune aree il comune ha vietato la balneazione per la presenza delle alghe, mentre discipline come la canoa diventano difficili se non impossibili da praticare proprio nel pieno della stagione turistica. Di solito c'è tanta più gente, sì. È bruttissimo da vedere. Io non sono del posto, mi spiace. Ancora a me? C'ho una certa impressione. I turisti e gli sportivi appassionati di kite e surf sono sempre più sparuti. Il comune di Alpago ha emesso anche un temporaneo divieto di balneazione. Con l'acqua bassa, le temperature alte affiorano queste alghe e proliferano in maniera incontrollata, e quindi c'è anche un pericolo per chi volesse andare a fare il bagno, perché le aree di Farra sono aree balneabili, e quindi ho emesso l'ordinanza affinché la gente non vada a fare il bagno in quelle zone, perché le alghe possono creare qualche difficoltà. Tutto accade nel periodo di maggiore afflusso turistico, quando il territorio dovrebbe valorizzare gli investimenti fatti su spiagge, servizi e eventi. E mentre la pianura salva i raccolti, in montagna cresce la preoccupazione per una stagione turistica che rischia di restare a secco. Io credo che come sindaci dei laghi in provincia di Belluno dobbiamo fare sistema affinché vengano rispettate per il futuro le nostre quote turistiche, e poi credo che sia necessario che chi utilizza l'acqua la utilizzi in maniera sostenibile e anche responsabile, perché sappiamo tutti che i metodi di irrigazione che possiamo anche osservare quando passiamo in macchina in alcune zone non sono proprio metodi di irrigazione moderni, ma sono metodi di irrigazione di molti anni fa, che sicuramente non sono più sostenibili e non sono più compatibili con l'attuale situazione. Restiamo in zona, restiamo al lago di Santa Croce, ma per tutt'altra questione. I controlli straordinari dei carabinieri in occasione del concerto dei Negrita di sabato scorso. L'operazione contro lo spaccio di stupefacenti si è conclusa con un arresto, una denuncia e il sequestro di oltre 140 grammi di cocaina. Un arresto in flagranza, una denuncia e oltre 140 grammi di cocaina sequestrati è il bilancio dell'operazione condotta dai carabinieri della Compagnia di Belluno durante i controlli predisposti nell'area di Santa Croce del Lago in occasione del concerto dei Negrita dello scorso fine settimana. A finire nei guai due presunti spacciatori trasfertisti, entrambi trevigiani. Si tratta di un 29enne di San Vendemmiano, già noto alle forze dell'ordine, un 25enne di Tarzo, incensurato. Il primo è stato arrestato, il secondo denunciato a piede libero. I due sono stati fermati nella notte tra sabato e domenica mentre lasciavano la zona dell'evento. I militari li hanno notati mentre tentavano di disfarsi di un involucro poi recuperato. All'interno 11 dosi di cocaina per un peso complessivo di 10 grammi. Nell'auto sono stati trovati anche 310 euro in contanti, ritenuti il probabile provento dello spaccio. Le successive perquisizioni nelle rispettive abitazioni, eseguite con il supporto dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Belluno, hanno permesso di rinvenire e sequestrare altri 130 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento delle dosi e 4.300 euro in contanti. Durante l'accesso nella sua abitazione, il 29enne di San Vendemmiano ha cercato di impedire l'ingresso ai militari, colpendoli con calci e spintoni e provocando lievi lesioni. Per lui, oltre all'accusa di detenzione ai fini di spaccio, è scattato anche il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Il 25enne di Tarzo è stato invece denunciato di detenzione ai fini di spaccio.
Momenti di grande apprensione ma a lieto fine, quelli vissuti sabato scorso lungo la 51 di Alemagna. Grazie al tempestivo intervento in una pattuglia della Polstrada è stato possibile trasferire d'urgenza al San Martino di Belluno una neonata di 7 mesi in gravi condizioni di salute. Gli agenti erano impegnati in un servizio di controllo mirato alla gestione del traffico nella frazione di Fortonia quando un'auto si è bruscamente fermata a ridosso del posto di controllo. Il conducente, visibilmente agitato, ha invocato l'aiuto degli operatori di polizia spiegando che a bordo si trovava la piccola cosciente ma con un probabile problema dovuto a una rovinosa caduta dal seggiolone avvenuta poco prima in casa. Accanto alla piccola vi era anche la madre in stato forte di shock. Compresa immediatamente la gravità della situazione, la pattuglia ha attivato le procedure di emergenza aprendo la strada all'auto, garantendo la massima sicurezza durante il tragitto fino all'ospedale San Martino di Belluno dove la piccola è stata presa in carico. E a proposito di urgenze, l'ULSS 1 Dolomiti ha fatto il punto sul complesso sistema dei pronto soccorso nella provincia. Gli accessi sono in lieve aumento e a breve si annuncia l'apertura di un ambulatorio per la rimozione delle zecche. Questo progetto, che di per sé non ha nulla di particolarmente innovativo, ma fa sì che alcuni professionisti in accordo con i medici possano occuparsi di questo aspetto, liberando da un lato il tempo clinico per il medico, ma dall'altro sviluppando le competenze. La novità 2026 in ambito sanitario messa sul piatto da ULSS e Dolomiti è la prossima apertura di un ambulatorio per la rimozione delle zecche, un servizio utilissimo che entrerà nella rete del pronto soccorso istituito nell'ottica della prevenzione delle conseguenze causate dal morso di zecca, talora fatali come la TBE, che all'inizio può causare sintomi simili all'influenza, ma nei casi peggiori aggredisce il sistema nervoso centrale con gravi conseguenze neurologiche. La cura d'elezione e la prevenzione. In provincia di Belluno il vaccino anti-TBE è offerto gratuitamente a tutti i residenti nel territorio dell'ULSS 1. In assenza di vaccino, la rimozione corretta della zecca è fondamentale ad evitare infezioni e qui puntuale arriverà il nuovo servizio dell'azienda sanitaria che mette in luce quanto il valore della squadra e lo sviluppo di tutte le competenze dei professionisti che fanno parte del pronto soccorso possa aumentare l'efficienza. Al pronto soccorso della provincia nei primi 7 mesi dell'anno gli accessi sono stati oltre 60.000, in lieve incremento rispetto al 2025. La maggiore attività, neanche a dirlo, è riscontrata a Belluno e a Feltre, seguiti da Agordo, Pieve di Cadore e Auronzo. Per oltre il 65% si parla di codici bianchi, quasi il 10% sono codici verdi ed è qui che torna il tema profondo di cui si dibatte da tempo, ovvero la capacità di usare al meglio il sistema. La parola d'ordine è ancora una volta appropriatezza, ma come sarà il pronto soccorso del futuro? Ci immaginiamo una realtà che possa integrarsi ancora di più con i servizi territoriali. Non possiamo immaginare il pronto soccorso come unica fonte di risposta. Ecco che il grande lavoro che stiamo facendo con l'applicazione del DM77, quindi le case della comunità, e il rapporto con i pediatri libera scelta e con la medicina generale deve e può integrarsi con l'attività di pronto soccorso. Il setting dei codici bianchi va bene che trovino una risposta del pronto soccorso, ma come avete sentito parte di queste risposte potrebbero essere date tranquillamente con l'assoluta competenza dalla medicina generale e dalle case della comunità. Dopo l'Asinella sul Monte Serva a Belluno, un vitello a cima dei Colesei in comune di Santo Stefano. I vigili del fuoco impegnati in questi giorni per il recupero di animali in difficoltà, ma se nel caso dell'Asinella l'esito per l'animale è stato infausto, diverso fortunatamente l'esito del recupero del vitello caduto accidentalmente all'interno di un pozzo profondo circa 2 metri. È accaduto ieri mattina. I pompieri di Santo Stefano con i colleghi volontari del distaccamento di Padola hanno imbragato il bovino prima di riportarlo in superficie in buone condizioni. Il vitello è stato riconsegnato al legittimo proprietario e il varco che sovrastava il pozzo è stato messo in sicurezza per scongiurare episodi simili. Andiamo a Feltre dove fervono i preparativi per il Palio e su Antenna 3 domenica in diretta dalle 15:30 le emozioni della manifestazione del Palio di Feltre per l'appunto, che rievoca il momento storico in cui la città passò sotto il dominio veneziano. Feltre compie un salto indietro nel tempo ricreando il clima quattrocentesco con i cortei dei quartieri, la gara di tiro con l'arco
e quello alla Fune, fino alla sfida decisiva, la corsa dei cavalli. La grande sfida quindi del Palio di Feltre, domenica alle 15:30, rigorosamente in diretta su Antenna 3, un appuntamento davvero da non perdere. È davvero tutto per questa edizione, sia dalla provincia di Belluno che dalla Marca trevigiana. Grazie come sempre per l'attenzione, vi ricordo che subito dopo la sigla c'è il meteo. Buona serata.